Martina Villanova in acqua per lo Sport Life, 4x50 stile libero, questa staffetta, la gara in cui le atlete sono campionesse del mondo, 4x100 stile libero. Martina Villanova è anche la campionessa italiana assoluta dei 200 stile libero, proprio un'atleta nata a Sernaglia della Battaglia, quindi nel 90, atleta di casa dello Sport Life Onlus di Montebelluna. E siamo al primo cambio. Ha lottato la prima frazione Marco Perin insieme a Martina Villanova, ora Margot Buso in corsia 3 insieme a Maria Bresciani che nuota in corsia 4. Maria Bresciani, campionessa italiana dei 50 d'orso con primato italiano in occasione di manifestazioni internazionali. In passato è stata anche primatista del mondo dei 200 stile libero, sfiorando il record del mondo nei 100 farfalla. Di Cremona, Maria Bresciani, nata a Cremona, nuota dall'età di 11 anni. Intanto siamo al cambio con in acqua Manuel Mariotto per il Veneto Banca e Sara Zanca per lo Sport Life di Montebelluna. Sara Zanca di Ferrara, classe 89 dell'Unisport di Rovigo, ha vinto più volte medaglie in campo internazionale. Dal 2008 fa parte della nazionale italiana. Siamo all'ultima frazione, Margherita Cordiali si prepara in terza corsia per il Veneto Banca, in quarta Elena Dodorico per lo Sport Life Montebelluna. Elena Dodorico, nata 25 anni fa a Udine, atleta di Tavagnacco Udine, è arrivata meritatamente alla nazionale di nuoto dopo aver dimostrato di essere davvero una campionessa. Ha conquistato diversi titoli nazionali. Nel 2008 ha vinto l'oro nei 100 d'orso, oro individuale ai campionati del mondo. Questo per raccontare un po' i loro successi, ma come dicevamo rimane predominante la loro passione per questo sport che è come la nostra, e per questo abbiamo deciso di condividerla nella piscina di Montebelluna. Conclusa questa staffetta, Marco, Margot, Manuel, Margherita, Martina, Maria, Sara.